Credo che mettere insieme 29 comuni e le parti private, tante associazioni, sia già un risultato importante. Il nostro è un tavolo che è già abituato a lavorare su queste esperienze, lo abbiamo fatto in precedenza per la capitale italiana della cultura e abbiamo deciso quest'anno, con il supporto dell'Associazione UNESCO, di declinare questo impegno a favore della candidatura per capitale regionale 2023. Lo abbiamo fatto scegliendo un tema prettamente culturale, di una disciplina artistica che è la musica, in diverse connotazioni. Questo per valorizzare anzitutto gli artisti di questo settore e tutte le eccellenze di questo territorio. Diventa anche l'occasione per ricordare grandi personaggi, penso alla Totti del Monte tra tutti, di cui quest'anno ricorre il 130° dalla nascita, ma anche artisti come Da Ponte, piuttosto che artisti più giovani e che sono eccellenze appunto territoriali. Portare la cultura come elemento di comune denominatore per promuovere il nostro paesaggio credo sia perfettamente in linea con i valori della nostra Costituzione e sia anche un modo straordinario per far conoscere il territorio non solo attraverso giustamente il paesaggio, la sua bellezza, i suoi prodotti enogastronomici, ma anche attraverso la profondità del pensiero che viene espressa e la bellezza che viene espressa attraverso la musica. Il tema è culturale, della declinazione culturale di un paesaggio che è un paesaggio unico al mondo e che è stato riconosciuto come patrimonio dell'umanità. Da questo punto di vista la valorizzazione di un patrimonio culturale come il paesaggio può avvenire attraverso varie forme artistiche e abbiamo scelto la musica con un motto che è musica per il paesaggio e musica nel paesaggio, perché gli eventi che verranno programmati, che molti sono già programmati, altri ne verranno programmati ovviamente se si vincerà la candidatura, sono eventi che vengono realizzati nel paesaggio, anche in luoghi inconsueti, luoghi nascosti, luoghi da scoprire o da riscoprire, e questo è un tema ovviamente di promozione anche del luogo, anche dal punto di vista di una promozione non solo locale ma soprattutto nazionale ed internazionale. Rappresenta intanto un bel traguardo che abbiamo raggiunto, indice di collaborazione tra i vari comuni di questo territorio e anche tra le varie associazioni che poi fanno parte dell'IPA stessa. Ecco, dovremmo abituarci a questa serie di iniziative sia perché siamo entrati in un circuito turistico che ormai sta diventando sempre più importante, sia perché le iniziative fatte a livello a macro livello sicuramente possono riuscire meglio e sono più significative anche da un punto di vista dell'importanza degli eventi stessi. Vittorio Veneto è città della musica, quindi non poteva mancare Vittorio Veneto all'interno di tutta questa serie di comuni dell'area UNESCO che uniscono le forze nel nome della musica per ottenere un risultato che dovrebbe essere sicuramente positivo per tutti.